Sentiamo Giovannino? Ci fai sentire Capitanese? di tutti i suonatori, cioè il livello dei suonatori sardi è altissimo, cioè, questa è una cosa che forse, vabbè, noi qui magari siamo un po' tutti diciamo dell'ambiente, però attenzione, il livello è elevatissimo, c'è un grandissimo grado di virtuosismo, di competenza. Io, visto che ci sono, possiamo approfittare, Ottavio, magari chiedere a altri suonatori, magari visto che c'è anche Fabio è venuto senza organetto, se glielo prestano ci fa sentire il ballo di Austis. Sì, anche questo è interessante. Sì, fa parte appunto del lavoro. E per tornare anche al discorso delle differenze, insomma, della varietà, sì, varietà, certo. Mi fai un elenco di nuovo un po', visto che abbiamo 20 tracce, 20 trascrizioni, abbiamo parlato di strumenti aerofoni amanti, c'è cordofono, esattamente che strumenti musicali hai analizzato? C'è fisarmonica, organetto, chitarra, poi nel ballo di Gavoi c'è anche sagrufa, il tamburo, su BPU c'è poi l'organetto. Posso dire una cosa brevissima? Il ballo di Gavoi poi ha questa bellissima caratteristica, lo facevo notare, insomma, no, è sì, esatto, della sostituzione lineare cosiddetta di strumenti. Il fatto che l'organetto entra a un certo punto nelle nostre tradizioni, l'organetto ha la possibilità di agire su due tonalità, tonica dominante, e su BPO normalmente, come si dice, per chi non è, chi è fuori da certi canoni, cosa farebbe? Quando passa, cambia tonalità, cambierebbe BPO. I suonatori Gavoi sono eccezionali, se ne fregano e vanno dritti come dei treni, sempre suonando la stessa tonalità, e questo crea a un orecchio che non è abituato, dice, ma cosa sta facendo questo qui? Questo per dire appunto della stratificazione appunto di pratiche e di come vivono la storia, come si intersechino queste cose, dove a volte proprio non gliene sbatte assolutamente niente, e questo chiaramente manda completamente in frantumi molti discorsi che soprattutto si fanno qui dentro, no? Cioè partendo da quella che è la musica colta, eccetera, il discorso delle tonalità, eccetera, perché il loro modo di agire è un modo di agire che è pretonale, pre-cosa. E qui invece è proprio l'incontro-scontro con la modernità. Ecco, questa è una cosa bellissima, non abbiamo su Piolo per poter fare quella cosa, però vediamo un po' dopo almeno di sentirlo il ballo di Gavoi, se è possibile. Adesso parlo di Austis.
alcuni esempi che secondo me sono davvero emblematici su quello che è il discorso che si voleva fare, cioè il concetto essenziale, cioè di restituire una trascrizione di quelle sonorità che sono delle comunità, perché il ballo che abbiamo sentito fino a quello di ora, ma anche il primo che ha fatto Ireneo, gli altri che abbiamo ascoltato da Giovannino e da Pinetta, da Giampaolo, mi ha dato subito una sensazione, cioè una dimensione del ballo popolare di piazza, che è un'altra cosa rispetto al ballo invece un pochino più elaborato anche dal punto di vista ritmico, che si utilizza per alcune esibizioni dei gruppi folcloristici, che sono spesso come dire, eseguiti per, io tra virgolette li chiamo professionisti, cioè nel senso gente allenata a ballare in quella maniera, ma che nella restituzione della piazza la persona anziana che ha sempre ballato spesso non si ritrova, cioè perché magari ha un ritmo che è esasperato rispetto a quello a cui è stato abituato. E allora mi piace molto invece che la scelta artistica che tu hai fatto, cioè di riportare quel patrimonio di danze popolari che sono veramente, come dire, che chi le eseguirà in questa maniera, in quelle piazze, in quelle località, la gente comune che non ha l'allenamento bisettimanale e il gruppo folcloristico può tranquillamente usufruire. Comunque è diverso suonare per il pubblico e per un gruppo folk. Ci sono esigenze diverse, il gruppo ti impone la velocità, più veloce quando un ballo non deve essere veloce, molti gruppi lo vogliono veloce, e qui devi fare, quando esce questo ballerino mi devi fare questa, perciò stai stravolgendo un pochino tutto là. Però è un po' come nel jazz, improvvisi, devi spostare i passaggi, li metti dove servono, è improvvisazione alla fine, perché è così. Perciò un artista in gamba bravo riesce a farlo, perché ha tutti i passaggi in testa e mette dove vuole. E questo mi sembra molto importante, sì. restituire poi al ballo di piazza, insomma. Certo. Vabbè, poi quello è un fenomeno ovviamente di spettacolarizzazione che ha chiaramente le sue regole, le sue esigenze. Per quanto la fortuna in Sardegna, al netto di gruppi che fanno delle cose indicibili, perché ci sono, il fatto che la media dei gruppi folcloristici sardi comunque mantengano una certa aderenza a quello che è il ballo del paese. Ci sono le coreografie ovviamente, però, e questa è la cosa veramente che distingue il folklore organizzato in Sardegna da molte forme di folklore che è totalmente ad uso dello spettatore. Cioè, ai suoi tempi, la comparsa di gruppi folk produce un'altra di quelle grandi fratture, cioè nel senso, la gente, e che ci fanno quelli a ballare, uso il macco che ballano sul palco, cosa ci fanno? Perché è incomprensibile, poi chiaramente ci siamo abituati. Ecco, questo per dire che c'è questa enorme varietà di possibilità che partono tutte dalla stessa cosa, cioè dalle pratiche di tradizione orale, quindi questo diritto di cittadinanza di diverse cose, sempre nei limiti ovviamente della correttezza, del buon gusto e dell'avere un'idea alle spalle, ecco, quella che noi troviamo nel lavoro di Ireneo, c'è un pensiero, un'idea alle spalle, non è semplicemente una raccolta di trascrizioni messe una a fianco all'altro, questo lo voglio sottolineare. Posso completamente dire che tra l'altro è molto interessante nel mondo del folklore organizzato, cioè quello dei gruppi folkloristici, è molto interessante il fenomeno che sta nascendo adesso di ritorno, cioè tutta una serie di associazioni hanno scelto come dire, di privare di quelle coreografie, di quelle spettacolarizzazioni, di quei movimenti sincronizzati che nel passato hanno contribuito a rendere spettacolare il ballo sul palco. Oggi molte associazioni sono sempre più orientate verso, come dire, l'esecuzione, l'interpretazione di un ballo dal punto di vista coreutico e non coreografico, quindi la restituzione, insomma, del patrimonio più della comunità, e questo è un fenomeno molto interessante. E torniamo a quello che dicevo prima io, è sempre un fenomeno di ripensamento, di retroproiezione. E quello è il discorso. Quando noi abbiamo delle fonti, poi cerchiamo di tornarci indietro. Succede nel canto a più voci, la ricostruzione di canti che non erano più nella tradizione. Cioè, la bellezza, la mobilità, la varietà, l'intreccio. Ecco, questo che mi piace sottolineare. Senza appunto, cercando di capire le cose, avendo chiaramente gli strumenti per capire
quello che vale e quello che non vale. Però, ripeto, è insita questa cosa, come dicevo prima. Oggi c'è il ragazzo che ti fa l'inconnu de limoise, cioè ci mette passaggi in minore. Chissà, magari un giorno gli stessi ragazzi potranno ripensare a queste cose. Roberto, tempo fa c'è stato un, so che avrai conosciuto sicuramente, Zio Nannetto Agostino, il famoso passo di Nocchiesi. Sì, lui utilizzava sonorità minori, minore, perché aveva l'organetto esatto. con questo accordo minore, dice, mi piace, cioè, ma stiamo parlando già degli anni 60. degli anni 60. Sì. Ma infatti la bellezza è proprio questa, è il fatto che comunque la tradizione non è immune da niente, non è immune da nulla. Negli anni 70 le launetas sembravano completamente scomparse, erano in vita 5 maestri. Il movimento studentesco nell'ottobre 75 li chiama sul palco del piccolo auditorium di Cagliari, di fronte a una marea di studenti, di giovani. Quando un paio d'anni dopo Luigi Lai apre la scuola a Cagliari nell'82, aveva 100 studenti in launetas. E le launetas si sono rivitalizzate, oggi abbiamo studenti giovanissimi, no? Cioè Federica addirittura, le donne che suonano le launetas. E chi le ha mai viste le donne suonare le launetas? Chi le aveva mai viste in passato? Cioè in piazza suonare le launetas? O le organettiste? Parlavamo con Ottavio prima di quelle poche cantadoras a chitarra che facevano scandalo nel primo cinquantennio del Novecento, perché facevano scandalo che le donne dovevano stare a casa su Foghile. Cioè, rendiamoci conto, i tempi cambiano, le tradizioni si adattano. L'importante, come vi ho detto, è sempre avere il discernimento, l'intelligenza e la correttezza nel fare le cose. Io vorrei sentire ancora la musica, vorrei sentire magari anche Miriam stessa che col suo ballo di Gavoi. E poi ci arriviamo anche alla conclusione, perché i tempi hanno... Poi dovrebbe venire qualche collaboratore a cacciarci. Esatto, quindi adesso sentiamo... Cantato oggi da Federica. Sì, prego, certo, scherziate. Che bello. Cantato da Federica che è di Cagliari. E suona nella moneta. E suona nella moneta. Ulteriore... Hai conservato. Esatto, ed era la mia studentessa molto brava. A proposito delle come dire, attività di genere, loro hanno un gruppo sì, Che comunque ha preso un percorso totalmente diverso, Miriam è anche medico, perciò oltretutto. Ma appunto, ripeto, ci guardiamo, dobbiamo sempre dare un'occhiata al calendario. Il calendario per me è importante. 2023, signori, Esatto. è importante questo. Prego.
palco c'è la poesia, un 6 ottavi con un suo accento. Il tamburo di Capo sul palco di Cagliari. Esatto. Grazie. Valentina Pirra di nuovo, se proseguire. Sì, certo, così chiudiamo. Così chiudiamo. La chiusura e poi lasciamo la Così, Valentina. visto che sono venuti, hanno viaggiato. No, Vieni Valentina. quindi con Valentina possiamo chiudere. Sì, o certo. abbiamo altre- No. Tanto vieni, avvicinati Valentina. Tanto, Un'altra poi sentiamo anche Valentina, è giusto che... bel frutto della scuola nuorese dei Sì, ma è anche docente alla scuola civica, Sì. se non sbaglio, giusto Valentina? Sì. Bene, bene. E allora, sì, vabbè, facciamo suonare Valentina. Cosa ci puoi suonare? Cosa... Facciamo un nuovo. Nuorese. Nuvolese. Fa parte delle trascrizioni, mi pare, no? Perfetto, ok. Mi pare insomma che questo lavoro abbia, così come l'abbiamo stasera un po' sfogliato, abbiamo visto sono 100 quante pagine? 150 pagine, un lavoro abbiamo detto interessante non soltanto per la didattica, quindi per le future attività che si svolgeranno insomma nell'insegnamento degli strumenti che abbiamo visto stasera, la Morganetto, fisarmonica e poi ancora chitarra che è presente nel progetto, ma è estremamente stimolante visto che ha fissato un periodo storico che abbiamo detto, stimolante anche per il mondo degli studiosi. Abbiamo visto quante informazioni il professor Milletto ci ha dato da etnomusicologo, quindi anche come dire, le sensazioni dello studioso su un lavoro di questo tipo, che ha questo doppio registro, insomma, di entrare e di attraversare un ambito di tradizione orale ma fissarlo insomma su spartito e quindi dà spunto a mille come dire, belle occasioni di riflessione. È un lavoro molto importante che io spero davvero abbia un'occasione di essere diffuso in Sardegna, perché credo che ormai sia diventata per gli strumenti amantici una delle regioni, non d'Italia ma sicuramente d'Europa, tra quelle dove c'è una maggiore vitalità e un maggiore interesse per questo strumento che arriva da altri luoghi ma che è diventato identitario della nostra musica, o comunque ha riproposto quelle sonorità che prima ancora che esistesse lo strumento industriale in questa regione si sviluppavano. Per cui è veramente molto molto interessante e faccio veramente tanti auguri a Ireneo e complimenti per questa scelta, per questo lavoro così anche rigoroso, insomma un lavoro davvero molto molto importante. Io mi auguro insomma che poi voi, visto che i libri vengono, come dire, pubblicati per essere